Roberta Zicari, oggi un evento importante, la presentazione della consulta giovanile. Ecco, come mai e quali saranno i rapporti tra la consulta e il Consiglio Comunale? Ecco sì, finalmente anche ad Agrigento si insedia la consulta giovanile. In realtà il regolamento era stato approvato nella passata consigliatura, ma aveva dei piccoli problemini tecnici che lo rendevano difficilmente attuabile. Quindi sotto lo stimolo dei ragazzi stessi abbiamo apportato le piccole modifiche, così che oggi contiamo 11 membri della consulta. In realtà sarebbero stati un po' di più, ma c'è stato un piccolo problema nel ricevimento delle candidature. Intanto voglio tranquillizzare tutti che ogni anno verrà riaperto il bando nel mese di febbraio, quindi a parte che chi voglia partecipare può tranquillamente frequentare le sedute della consulta, perché è un organo assolutamente inclusivo, è un'associazione che serve appunto a dare una casa, una struttura a tutti i ragazzi agrigentini dai 16 ai 30 anni che vogliono partecipare alla vita politica di questo comune. Quindi adesso loro al loro interno voteranno gli organi, quindi il presidente e il vicepresidente, e andranno avanti in autonomia. Saranno di supporto e di aiuto tanto a noi consiglieri comunali quanto all'amministrazione attiva nelle materie di loro competenza. Possono portare avanti delle idee, essere da stimolo, segnalare appunto delle cose che gli stanno più a cuore. E quindi noi siamo molto contenti che questo comune finalmente possa ripartire dai giovani, quelli veri, perché sono loro il futuro di questa città. Purtroppo non lo sono più neanche io, mi piacerebbe dire che rientro tra i giovani, ma no, sono assolutamente loro il futuro, e quindi li ringrazio di aver partecipato al bando. Buon lavoro. Siamo iscritti da poco, siamo contenti che Agrigento finalmente sia potuto dotare di questo organo, questa associazione, soprattutto perché si è voluta ridare una nuova veste ad Agrigento proprio dopo 2 anni di pandemia, e quindi possiamo considerare la consulta come un microfono per le nuove generazioni che vogliono quindi partecipare alla vita comunale della propria città, proprio venendo. Quindi vogliamo far sì quindi che Agrigento porti avanti quindi si può dire una visione ed è tutto nuova, fondata sui giovani, che appunto scommette sui giovani. Sara Gallo, parliamo di questa iniziativa, con quali scopi la state prendendo e quali saranno anche gli stimoli e gli spunti che penserete di dare all'amministrazione comunale di Agrigento? Beh, lo scopo è soprattutto quello di far diventare appunto Agrigento una città per giovani, perché ci si lamenta spesso che Agrigento è una città ormai abbandonata a se stessa, perché tutti emigrano, non ci sono più famiglie, non ci sono più bambini, ragazzi che vanno a studiare fuori, vanno a lavorare fuori, in molti casi possiamo dire anche giustamente, però questa è la dimostrazione che ci sono ragazzi che invece vogliono restare, e restando il loro scopo però deve essere quello di rendere Agrigento un posto migliore, quindi collaborando con l'amministrazione siamo certi di riuscire a rendere questa città un posto più per giovani, sicuramente anche da un punto di vista imprenditoriale, perché no, turistico, tutto quello che servirà ad Agrigento per muoversi ed essere appunto perché no, appunto la città della capitale della cultura 2025.